Il Consiglio di Stato ha appena bloccato il progetto di un mega parco eolico tra Bitti, Orune e Budusò. Le torri giganti da 150 metri non si faranno. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e metti like per difendere insieme a me il paesaggio della nostra terra. La decisione è arrivata ieri contro la multinazionale Siemens. Il progetto denominato Gomorretta prevedeva 13 aerogeneratori mostruosi tra i territori di Bitti, Orune e Budusò, nel cuore della Sardegna, con un impatto devastante sul territorio. Ma sai qual è stato il dettaglio decisivo per vincere la battaglia legale? Non solo la difesa del paesaggio di Bitti e Orune, ma la protezione dell'Einstein Telescope di SOS e Natos. I giudici hanno stabilito che le vibrazioni delle pale avrebbero disturbato la ricerca scientifica sulle onde gravitazionali, rendendo l'impianto incompatibile con l'aria. È una vittoria storica per la Sardegna. Il ricorso della società è stato rigettato su tutta la linea. Oltre al danno ambientale, i giudici hanno confermato che l'interesse scientifico internazionale prevale sul profitto privato. Ora i comuni di Bitti, Orune e Budusò festeggiano, ma la pressione delle multinazionali dell'energia sulla nostra isola resta altissima. Siamo finalmente sulla strada giusta per proteggere SOS e Natos o è solo una tregua? Tu cosa ne pensi di questa invasione di pale eoliche in Sardegna? Dimmelo nei commenti, metti like e iscriviti per essere aggiornato sulle prossime battaglie per la nostra isola. Sapere che la nostra voce e la difesa del territorio possono vincere contro i giganti dell'energia ci dà speranza per il futuro della Sardegna. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dimostrato, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.